Però a proposito di opere è una giornata mica da poco. Ieri abbiamo dato la notizia del TAR per quanto riguarda Trieste e la cabinovia. È una pietra tombale? Secondo lei No, come ne interpreta? no, intanto adesso noi stiamo approfondendo ovviamente la sentenza del TAR. A seguito dell'approfondimento vedremo le scelte da fare, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei punti dei ricorrenti sono stati bocciati, perché la solita comunicazione portata da una parte politica sembra che abbia dato ragione ai ricorrenti. La stragrande maggioranza ha dato ragione alle istituzioni. Abbiamo seguito, ci sono, se non sbaglio, 4 punti su cui invece il TAR esprime dei dubbi rispetto diciamo, alla posizione che abbiamo espresso, e su quello ovviamente adesso faremo le valutazioni e non voglio oggi ovviamente dire nulla, perché finché non abbiamo fatto le valutazioni approfondite, sono 80 pagine di sentenza, non voglio dire cose inopportune. Devo dire però altrettanto, come sapete, io l'ho detto sempre pubblicamente, io dico, qualcuno ci proponga un'alternativa, visto che sono così, perché E non farla e il tram dicono altre cose, no? Il tram dove? No, ma dove? Altro luogo, Perché diciamo, era per avere anche i fondi PNRR. Io voglio ricordare sommessamente che è previsto 20.000 passaggi al Porto Vecchio. Ok, e tutti, evviva il Porto Vecchio, che bello il Porto Vecchio, facciamo il Porto Vecchio. Bene, dove facciamo passare 20.000 persone da barco là d'estate? No, qualcuno me lo spieghi, però, perché è inutile sempre dire no, no? Qualcuno mi spieghi tecnicamente dove facciamo passare, perché ho visto le cose più fantasiose, ho detto, però ed è una roba seria, non le fantasie che ho letto magari da qualche... Qualcuno mi spieghi dove facciamo passare. Io ribadisco, non sono innamorato di uno o dell'altra soluzione. Per quanto mi riguarda, ovviamente il proponente è il comune, bisogna affrontare un tema per non creare un disagio ai cittadini, che sarebbe ovviamente insostenibile, per quanto riguarda la mobilità a Trieste, e mi auguro che tutti siano d'accordo, la valorizzazione di Porto Vecchio. Punto. Tutto il resto, se ci sono soluzioni che risolvono tutto questo problema, ma ce le dicano, ma che devono essere realizzabili e serie.